San Giuseppe vuol dire anche una specialità culinaria, la Sfingia di San Giuseppe. Ci siamo recati qui in un'altissima pasticceria agrigentina, siamo con Fabio Saito che ci spiega un po' i segreti anche nella preparazione di questo dolce. Ma la sfingia fritta è il dolce per eccellenza della festa di San Giuseppe. Le sfinge fritte con ricotta è semplicemente della pasta bignè, un dolce della tradizione siciliana, della tradizione agrigentina. Poi spostandosi nel circondario le tradizioni un pochino cambiano, ma ad Agrigento diciamo che è proprio la sfingia fritta, un dolce molto semplice, fatto con della pasta bignè che poi viene fritta, leggermente aromatizzata con della buccia d'arancia, e tutto viene guarnito con della ricotta, del pistacchio a granella e delle scorzette di arancia candita. C'è quella fritta e c'è quella al forno, qual è la differenza? La differenza c'è una leggera differenza dell'impasto. La sfinge a forno è leggermente più grassa, anche se nel bilancio calorico diciamo che poi quelle fritte essendo appunto fritte diciamo che su per giù siamo lì. Nella tradizione della festa di San Giuseppe diciamo che in alcuni paesi del circondario appunto si utilizzano le sfinge a forno, mentre ad Agrigento la tradizione vuole che siano le sfinge fritte a essere a tavola del giorno di San Giuseppe. Quindi è più consumata quella fritta, forse? Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi è veramente il giorno delle sfinge fritte, facciamo sfinge fritte a ripetizione proprio per accontentare i palati agrigentini. E poi non manca di sopra la candita, no? Assolutamente, l'arancia candita, diciamo che è il candito per antonomasia all'interno della pasticceria di ricotta, perché ovviamente dà quel profumo di agrumi che aggiunge qualcosa in più al dolce. San Giuseppe che si è festeggiata sempre con le sfinge fritte, che è una sfingia fatta con la pasta del bignè normale che viene fritta, però viene fatta con la ricotta. Poi a richiesta si può fare con la crema, si può fare come si vuole, col cioccolato, però quella che prevale è quella con la ricotta. Lei ha tanti anni di esperienza, un vecchio pasticcere, una tradizione che continua, ci dica qualcosa. Io sono la seconda generazione, noi abbiamo 80 anni di attività e abbiamo avuto sempre la fiducia e la stima dei nostri clienti, che si sono trovati sempre bene, e noi abbiamo fatto dei grandi sacrifici per andare avanti. La pasticceria Saito insomma è una delle più rinomate ad Agrigento. Qual è il segreto del vostro saper preparare tante squisite prelibatezze, non solo la sfingia ma anche i cannoli, la cassata? La torta rustica, la cassata, la ricotta misù, i profiterol, sono tutti di alta qualità perché abbiamo delle materie prime di alta qualità. Per cui non facciamo noi lavoro di così, è un lavoro fatto con impegno, con amore e con qualità.